I fondi verranno destinati al recupero dell'ex Manni in via Sant'Agnese, che è edificio, sindaco, sul quale già in passato altra amministrazione di centrodestra ha concentrato il proprio sforzo per avviare quest'opera di riqualificazione. Grazie a questi fondi porteremo a compimento quest'opera per ricavarne che cosa? Al primo piano di quell'edificio che fa mostra di sé in via Sant'Agnese sarà insediato un centro di riabilitazione per i disabili, per il resto il piano superiore ospiterà 12 appartamenti che aumenteranno la dotazione di alloggi pubblici a beneficio della nostra comunità e chiaramente poi provvederemo anche al ripristino del giardino che nobilita quell'edificio. Analogo lo sforzo che riguarda Palazzo ex Iavarroni o Michetti, che dire si voglia, che è ambito questo sul quale le energie del comune si sono abbinate alle energie progettuali dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica, che è l'azienda che io ringrazio, e il recupero di Palazzo ex Iavarroni, opera tesa anch'essa ad aumentare la dotazione di alloggi pubblici a beneficio della comunità locale nel numero di 13, ma opera che mira anzitutto a mettere in sicurezza e a riqualificare quell'immobile che ad oggi fa brutta mostra di sé in via della Verdura, nel crocevia che campeggia tra via della Verdura e piazzale Bacea. L'ultimo di questi edifici è quello che ha riguardo all'ex ospizio Cerroni in via Garibaldi, un tempo adibito, come sappiamo, a residenza per i nostri, a casa di cura per i nostri anziani. L'obiettivo è di unire queste risorse a quelle che in parte questa amministrazione comunale ha già ottenuto rispondendo a un bando, lo ricorderete, per il itinerario dei giovani. Il nuovo ex ospizio Cerroni di fatto assolverà la funzione di divenire il luogo dove la città erogerà dei servizi turistici in collaborazione con gli operatori commerciali e non solo del nostro centro storico, quindi è un po' diverrà un po' quel luogo centrale che spesso caratterizza città analoghe alle nostre, dove si terranno eventi ed altro volti a promuovere le peculiarità e le bellezze del nostro territorio. Lo spirito che governa, che ispira questo programma nazionale di intervento, che è il programma che iscrive se stesso nel filone delle iniziative votate alla rigenerazione urbana dei territori urbani. Voi sapete che questa non è iniziativa isolata, ma è iniziativa che si cala in una molteplicità di atti che questa amministrazione ha inteso adottare proprio per promuovere la rigenerazione e la riqualificazione dei segmenti più degradati della nostra città. Ne sono esempio le delibere che questa amministrazione comunale sindaca ha adottato per dare attuazione alla legge regionale che ha il proprio nome proprio nella rigenerazione urbana. Ne sono altresì esempio le iniziative che pure questa amministrazione comunale ha inteso coltivare per rigenerare altri due manufatti importanti del nostro territorio, quali sono l'ex mercato coperto e l'ex ospedale civile, destinatari quest'ultimo di recente rispettivamente di 2.800.000 euro per l'ex mercato coperto, e ammontano a 3,5 milioni di euro le risorse destinate e conquistate di recente per recuperare l'ex ospedale civile. Anche queste opere concorrono a rigenerare, a rinnovare il tessuto del nostro centro storico e sono da iscrivere nella fatica che noi stiamo portando avanti per restituire vita e vitalità ai luoghi più antichi del nostro territorio. Sarà oggetto di intervento. Che cos'è la visione della città? Noi la stiamo dipanando, noi la stiamo illustrando. Qualcuno pensa che nascondersi dietro al discorso della visione della città significhi metterci in difficoltà. Ma noi non ce l'abbiamo queste difficoltà, perché la visione della città ce l'abbiamo. Abbiamo detto dall'inizio che dovevamo chiudere i buchi che c'erano in questa città e stiamo andando col tempo che consente, non la burocrazia, voglio sempre precisarlo, la legislazione italiana fatta dal Parlamento,
con il tempo che consente la legislazione italiana fatta dal Parlamento, stiamo andando a dama su tutto quello che avevamo impostato, promesso. Si vive lasciando un segno indelebile, lasciando un segno gradito a quelli che vivono oggi e a quelli che vivranno domani in questa città. Ecco, realizzare le cose che Antonio ha illustrato in questo momento significa lasciare un segno positivo e gradito alla cittadinanza.